La Municipalità di Venezia Murano Burano giovedì scorso ha presentato una mozione sul rilancio dell'area dell'Arsenale e sulle sue possibili efficaci ricadute come svolta della città. Il Comune di Venezia non ceda le sue proprietà all'Arsenale, ma si impegna ad utilizzarle per rilanciare la città. Alla manifestazione indetta dal Forum Futuro Arsenale, il PD veneziano annuncia di aver contattato i ministri di Cultura e Difesa contro la firma di un protocollo del quale viene messa in discussione anche la validità. Questo protocollo in tal senso ha dei profili di illegittimità e va impugnato, ma è proprio la filosofia sbagliata, ovvero di utilizzare il complesso monumentale in una location per fare il salone nautico, una location per sfilate di moda, per matrimoni VIP. È inaccettabile perché non c'è un progetto sull'Arsenale, un progetto importante di rilancio invece che potrebbe esserci sia per la fruibilità pubblica ma anche per lo sviluppo economico. Abbiamo i documenti dove c'è scritto proprio come noi avevamo una visione di produzione nuove all'interno dell'Arsenale. Questo dell'Arsenale è solo un tassello delle dimenticanze del Comune relativamente alla nostra città. Castello ha altre zone che il Comune sta praticamente dimenticando. La manifestazione per l'Arsenale è stata un'occasione di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica per discutere di beni pubblici, nonostante le modalità, dice Marco Gasparinetti, con cui si è stati costretti a svolgerla. Mi spiace vedere che ci hanno costretti in gabbia come se fossimo le scimmiette dello zoo, negandoci l'Arsenale. Altre manifestazioni in passato si potevano svolgere davanti alla Porta dei Leoni, costringendo gli organizzatori a svolgere qui in Campo della Tana i comizi